Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare una ragazza praticamente che si può dire ospite nel nostro paese. È una ragazza marocchina che è residente qui da noi e praticamente cerca il suo uomo ideale, la sua anima gemella. Ve la presento subito, si chiama Halima e ha 41 anni. Ciao Halima. Ciao. Allora Halima, tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Ascoltami Halima, tu sei praticamente separata, giusto? Sì. Sei separata, c'hai un figlio mi pare? Sì, 3 figli io. 3 figli? Sì. E sei residente qui a Marsala? Sì, sì. Ascoltami Halima, tu praticamente essendo che sei in cerca della tua anima gemella, come dovrebbe essere questo uomo? Che tipo di uomo vuoi cercare? L'uomo che vuole me bene, una persona vuole me bene. Cioè tu praticamente vai guardando il carattere, non vai guardando l'aspetto fisico? Sì, sì. Cioè ti interessa che l'uomo sia buono, che ti voglia bene? Sì. Perché ti vuoi sistemare, ti vuoi creare una seconda vita e quindi automaticamente vuoi chiudere la porta, diciamo, per aprire un'altra... Sì, sì. Esatto. Va bene Lima, dimmi, quanto dovrebbe avere quest'uomo di età? Cioè partiamo da una base. Io volevo l'uomo 50-51. Questa è diciamo la base massima o la base minima? Cioè partiamo da una base, tu essendo che hai 41 anni, io 41 anni. possiamo partire che so da una base di 35 anni perché alle volte ci può essere troppo giovane. No. Quindi partiamo da 40 anni? Sì, sì. Quindi facciamo dai 40 anni fino ad arrivare a un massimo di? Un massimo di 50 anni. Cioè dai 40 ai 50? Sì. Sei più grande non l'accetti? Sì, certo. Pure? Sì. Quindi arriviamo fino a 60 allora? Sì. Quindi dai 40 ai 60? Sì. Dovrebbe essere naturalmente un uomo che lavora? Sì, lavoro benestante, giusto? Che praticamente ti dia la certezza e la sicurezza soprattutto che non ti manchi niente, sì, giusto? Sì, sì. Va bene. Un'altra cosa, abbiamo detto l'aspetto fisico per te non conta, cioè conta poco, l'importante è che tu praticamente nell'uomo in cui troverai ti interessa il carattere, che te la passi bene, che ti tratti bene soprattutto. Perché io segno mio gemelli, io mi piace il toro, frequento il toro. Cioè uno che sia del segno del toro? Toro. Tu che segno sei? Gemelli. Gemelli. Sì. Quindi Halima è praticamente del segno dei gemelli e quindi automaticamente sa che se la passa bene con uno del toro e quindi va cercando un'anima gemella che sia del segno del toro. Per cui amici telespettatori, se c'è fra di voi qualcuno che è interessato a conoscere Halima, può contattarla direttamente, attenzione, tramite il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Halima è qui, è una brava ragazza, è ospite nel nostro paese, per cui si vuole sistemare, va cercando l'uomo ideale, l'uomo della sua vita, per cui telefonate amici telespettatori perché Halima è qui che aspetta.
Ti faccio sempre la solita domanda che io faccio a tutti i cuori solitari. Per te che cos'è l'amore? Sì, io ce l'ho l'esperienza e non fiducia per nessuno, chi ci trova l'uomo che vuole me bene. Cioè tu praticamente, dato la tua esperienza passata brutta, Sì, no, non passata brutta, di sposato e divorziato e non fiducia. certo, non hai fiducia nell'amore, No, no. però ci vuoi provare lo stesso, giusto? Sì. A trovare la tua anima gemella. Sì. Può essere magari che tu ti possa sbagliare. Speriamo che ti sbagli. Giusto, per cui. Sì, tutte le persone sbagliano. Ascolta Lima, come passi il tempo nella giornata? Che fai? Dopo il lavoro naturalmente. Io tutti a casa avevo una persona, ospita vicino a una persona, lavoro, e ce l'ho un'amica mia di sposato, avevo un italiano, e viene a prendermi, fare un giro così, capito? È complicato, non ho trovato nessuno Certo. che complicato Certo. per la vita. Logico. Ascoltami, ti piace la musica? Sì. Che genere di musica ascolti? Sì, mi piace la musica italiana, la musica turchia. La musica tunisina l'ascolti? Sì. Pure? Mi Certo. sembra giusto. Arabo sì, mi piace. Certo. Va bene, ascolta, un'altra cosa. Abbiamo parlato dei tuoi hobby, cioè un hobby in particolare che c'hai? Sì, io mi piace la particolare, mi piace la vestito particolare, mi piace la... Cioè vestirti bene praticamente. Sì, mi piace... Tu ami praticamente la moda, si può La dire? moda, sì, mi piace una cosa particolare, mi piace... È una cosa bella È questa. una cosa bella, Certo. capito? La cura praticamente della persona, per Sì, cui... e mi piace l'uomo che è particolare. Certo, cioè, è come d'altronde se tu sei una persona praticamente che ti curi, ti piace anche l'uomo che faccia Mi figura. piace la cosa particolare così, il vestito, è una cosa particolare. Per esempio, una Certo. cosa, andiamo al ristorante, mangiamo qualcosa particolare, Certo. al montagna qualcosa particolare, mi piace troppo le cose particolari. Ti piace goderti la vita praticamente? Sì. Ti piace il mare, ti piacciono i divertimenti? Sì, mi piace. Ti senti ancora in grado praticamente di godertele queste Sì, cose? Perché... adesso non ho trovato il persona che Certo. capitami, piano piano. Certo. Sì. Va bene, ascolta un'altra cosa. Dimmi, tu ti definisci una ragazza romantica? Sì. Ti piace il romanticismo? Sì. Ti piace la poesia? Sì. Magari gli SMS belli, i pensierini Sì, d'amore? mi piace tutti, mi piace la cucina, mi piace tutti Le cose belle della vita. Sì, mi piace, sì. Va bene, amici telespettatori, abbiamo conosciuto Alima, abbiamo detto 41 anni, giusto? Sì. 41 anni, marocchina, che ormai è qui stabilita da noi, per cui per quelli di voi che fossero interessati a contattare Alima non possono fare altro che telefonare ai suoi numeri telefonici che state vedendo in sovraimpressione. Ripeto, Alima è qui che aspetta una brava ragazza, per cui telefonate, perché Alima è davvero una ragazza seria che si vuole sistemare, ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Grazie. Alima. Ciao amici, ciao ciao. Grazie.